Vita in Comune, il programma che avvicina l'amministrazione comunale ai cittadini. Buongiorno a tutti e ben ritrovati sulle nostre frequenze di Radio Conegliano Veneto Globo. Oggi, per la rubrica Vita in Comune, ho il piacere di ospitare l'assessore Toppan. Buongiorno Assessore Toppan. Buongiorno Carmen, buongiorno a tutti i radioascoltatori o telespettatori e un buongiorno anche a tutti gli addetti di Radio Conegliano Veneto Globo. Assessore, cominciamo da che deleghe ha lei? Tanto per conoscerla meglio. Sì, deleghe ne ho parecchie. Le elenco, me lo sono dovute scrivere perché altrimenti rischiavo di dimenticarne e di saltarne qualcuna. Ho i lavori pubblici, le manutenzioni e il decoro, l'urbanistica e il territorio, l'ecologia e l'ambiente, il risparmio energetico e la tutela degli animali. E scusatemi se è poco, diceva uno una volta. Oggi di cosa ha piacere di parlarci o di cosa è più importante, di cose che si stanno svolgendo? Di cosa ci vuol parlare, Assessore? Beh, direi che sono tutte deleghe che avrebbero bisogno di essere trattate perché tutti sono argomenti abbastanza sempre all'ordine del giorno e di una certa rilevanza e di importanza. Però ritengo che forse la priorità anzi direi, è rivolta ai lavori pubblici, alle manutenzioni e al decoro. Poi a ruota potrebbe venire l'ecologia e l'ambiente, ma soprattutto l'ecologia perché è sempre d'attualità anche non tanto il sistema di raccolta dei rifiuti, ma quanto il comportamento di alcune fasce di cittadini che si comportano in modo scorretto e quindi abbiamo spesso e volentieri abbandono dei rifiuti. Ecco, Quindi facciamo così, io mi taccio, le cedo la parola e lei ci parli. Io la interromperò solo se non capirò alcune cose, va bene? Perfetto, grazie. Prego. Allora, io direi che di fare un po' una carrellata per quanto concerne le opere pubbliche. Proprio in questi giorni, quindi appena mi sono insediato, per chi non lo sapesse, ma presumo ormai di essere anche un volto sufficiente, una voce abbastanza conosciuta in città, io sono al terzo mandato, quindi non mi sono mai occupato direttamente di opere pubbliche e di manutenzioni. Ed è la delega da quando appunto sono entrato in giunta con il sindaco Chies, a cui ho dedicato maggior tempo perché è una delega per me nuova, quindi ho dovuto ricostruire un po' la situazione, capire quali erano le criticità e tutto questo mi ha permesso anche di stilare un po' un cronoprogramma delle priorità dei lavori che verranno svolti nei 5 anni. Quando dico lavori di una certa sostanza, di un certo peso, che richiedono anche il supporto tecnico e progettuale degli uffici. Questo ci consentirà di trasmettere al cittadino quali sono le opere che magari sono rimaste in attesa di realizzazione per anni, magari anche promesse e non sono mai state realizzate, ma mi permette anche però di far lavorare in modo celere, in modo sicuro, in modo certo, e quindi con una programmazione ben definita gli uffici, perché non sempre ci si mette poco a fare una progettazione, quindi determinare quali lavori fare, progettare e anche fare le gare e poi dare l'avvio alle opere. Se poi ci mettiamo dentro anche che non sempre è facile trovare anche le risorse all'interno di una situazione economica abbastanza sempre critica, quindi ci vuole una programmazione che con la vista lunga, con una veduta lunga, quindi di 5 anni. Quindi io partirei subito con quelle che saranno le opere del 2017, quindi l'ultimazione di quest'annata. Quindi abbiamo in corso il progetto per quanto concerne la sostituzione di tutti i punti illuminanti, quindi tutta la città, stiamo parlando di circa 6.800 punti luci della nostra città, verranno sostituiti con delle luci a LED. Questo per un discorso di risparmio energetico? Certamente, questo sicuramente per un risparmio energetico, ma anche perché avevamo delle linee molto vecchie, parliamo anche linee che datate anni 60-70, cui cavidotti, le cui canalizzazioni che alimentano i vari pali di illuminazione lasciavano un po' a desiderare, quindi avevamo bisogno di rivedere un po' tutta l'impiantistica anche. Questo ci consente però nel giro di 15 anni di ammortizzare
l'investimento, quindi il risparmio determinato dall'utilizzo delle lampade a LED, di poter ultimare tutte le opere e ammortizzarle in 15 anni senza un grosso onere per l'amministrazione. Questo, Assessore, visto che ho letto tempo fa sui giornali che ci sono dei quartieri che sono poco illuminati, prevede anche l'aumento? No. No. No, in questo momento noi faremo il project financing, ha individuato solo la sostituzione dei corpi illuminanti e la sostituzione anche di 1500 pali. Praticamente toglieremo tutti i pali in cemento e li sostituiremo con quelli in ferro e in acciaio, che sia in base alle normative anche. Quindi non ci saranno ampliamenti di linee e neanche ampliamenti dal punto di vista numerico dei corpi illuminati. Questa sarà una seconda fase, ultimata questo intervento, quindi per dicembre, quando si sarà stabilizzato tutta l'operazione di sostituzione che è stata fatta. Se dovessimo incontrare, e sicuramente ciò avverrà, delle criticità, tant'è vero che in questi giorni mi stanno segnalando soprattutto che essendo la luce nuova a LED una luce diversa da quella precedente, perché è una luce molto più a cascata, si dilata molto meno, ha molta meno dispersione, quindi illumina molto bene le strade, ma magari non illumina ciò che c'è alle spalle. Abbiamo delle criticità anche dovute magari in viali alberati, dove abbiamo la strada e il marciapiede, che praticamente tra appunto questa nuova tipologia di luce, tra anche l'ombreggiare dettato dalla chioma delle alberature, abbiamo magari il marciapiede in ombra. È chiaro che in queste situazioni sarà nostra cura provvedere immediatamente ad inserire anche delle luci che dal palo non vadano solo verso la strada, ma vadano anche verso la pista ciclabile, ma questa sarà una spesa e un intervento che sosterrà l'amministrazione. Ho capito. E sarà successivo? Sarà successivo una volta che avremo fatto chiaro, avremo stabilizzato praticamente il nuovo intervento, che è molto oneroso e richiede anche molto tempo. Abbiamo 12 squadre che stanno lavorando da un mese e dovranno lavorare fino a dicembre, perché purtroppo numericamente stiamo parlando, ho detto, quasi di 7.000 punti luce e di cavidotti anche che erano piuttosto vetusti, quindi intervento molto oneroso. Quindi speriamo bene, noi siamo per il momento felici. Chiedo anche, ne approfitto per chiedere un po' di pazienza da parte dei cittadini, perché abbiamo anche situazioni magari che i pali e le luci appena sostituite non corrisponde subito il ricambio anche del quadro elettrico, e quindi può succedere anche, è accaduto anche questa notte, che alcune zone magari improvvisamente rimangano senza luce. Questo è lo scotto da pagare in fase di ristrutturazione, di avere un po' di pazienza, e speriamo che entro breve tempo tutto si stabilizzi e che magari ritorni il sorriso. Che di questi tempi, Assessore, lo sa anche lei, essere al buio non è una cosa tanto piacevole. Quindi vedete di fare il più veloce possibile, dai. Sicuramente, questo è una priorità e gli uffici si stanno anche impegnando appunto a seguire chi ha in appalto queste opere, e devo anche dire che fortunatamente l'impresa è molto, molto celere e anche ha messo a disposizione un numero di persone, ha un grosso consistente personale che sta lavorando sulla nostra illuminazione, e mi auguro che tutto avvenga nel più breve tempo possibile. E illuminazione, ok. Ok, poi c'è Passiamo allo step successivo. sempre l'ultimazione delle opere del 2017, questo sabato 7 mi sembra sia, alle ore 11 c'è l'inaugurazione della palestra stadio, quindi molto importante anche questa struttura, quindi avremo una nuova palestra che è stata demolita e rifatta di sana pianta, non ristrutturata, con nuovi criteri. E questo è molto importante, che oltre ad avere una funzione sportiva avrà una polifunzione, quindi si potranno svolgere anche attività, anche manifestazioni, e soprattutto è una palestra che dal punto di vista sismico sono stati rispettati tutti i criteri richiesti dalla legge, e sarà anche un punto di riferimento per la protezione civile in caso di evacuazione, quindi un centro dove la gente può ritrovarsi al sicuro.
E poi altra cosa che entro fine anno verrà fatta è un bando, una gara praticamente per ulteriori 320.000 euro di lavori di asfaltature, che adesso stiamo determinando in questi giorni. Posso solo anticipare che ci sarà anche Viale Benini, che è la strada che conduce al castello, quindi prevederemo di fare degli interventi di ristrutturazione sia sul tappeto e anche sulle cordonate esterne per valorizzare questa strada, che anche dal punto di vista turistico è molto, molto importante, perché è quella che dal centro storico, da via 20 settembre a Piazza Cima, raggiunge il castello, quindi direi che forse è il nostro bigliettino da visita migliore della città, e quindi cerchiamo di renderlo il più decoroso possibile. Queste opere verranno aggiudicate entro il 2018 e i lavori partiranno invece nella primavera, verranno aggiudicati entro il 2017, i lavori partiranno entro la primavera del 2018, perché logicamente durante il periodo invernale non si fanno asfaltature. Okay. Ecco, poi darei una veloce, un cronoprogramma dei prossimi 3 anni. Nel 2018 la nostra priorità è eseguire in toto la ristrutturazione non solo del manto stradale, ma anche con la realizzazione di marciapiedi, piste ciclabili di via Maggior Piovesana. Questa è un'opera tanto attesa, che tanti da anni ci stanno chiedendo. È sempre stata rinviata perché purtroppo devo dire la sua cifra per l'intervento è sostanziosa, quindi va a incidere pesantemente sul bilancio del comune, impedendoti di realizzare altre opere, però va fatta perché logicamente anche lì stiamo parlando Anche di perché una è strada. piuttosto trafficata e non c'è spazio né per una bicicletta né per camminare, quindi Sì, e anche perché non c'è un marciapiede, e vedo che anche da Savona a volte mi accade, una strada che frequento spesso e volentieri anch'io, escono magari, dico da Savona per dire perché magari l'ufficio che frequento di più in quella via, escono con i contenitori, non c'è un marciapiede, li vedo trascinare questi contenitori in mezzo alla strada, è anche un po' pericoloso, certo. oltre che essere in uno stato di deterioramento il manto asfaltato, che sicuramente induce a richiedere un intervento Sì. celere sul ripristino della stabilità, insomma, della strada e del suo transito. Poi avremo, e questo abbiamo messo a bilancio ipoteticamente, poi vedremo una volta finita la progettualità a quanto ammonterà l'importo per fare ciò. Abbiamo messo 700.000 euro. Un'altra cosa importante è la ristrutturazione di un condominietto, di un blocco già esistente, che era però fatiscente e abbandonato, chiuso praticamente, in via Cacciatori delle Alpi. Quindi sono alloggi alloggi per canone convenzionato. Sono molto richiesti perché sempre più abbiamo questa necessità di dare degli alloggi a canoni bassissimi praticamente, perché la gente purtroppo è in difficoltà economica e gli sfratti sono sempre più, e a volte veramente siamo in difficoltà a gestire la situazione. Quindi qui abbiamo avuto un intervento della Regione che ci dà un contributo di 450.000 euro, a cui noi dovremo aggiungere 450.000 euro delle nostre risorse, per un totale di 900.000 euro, per realizzare la ristrutturazione di questo condominio, che ci porterà però ad avere 9 nuovi appartamenti. Quanti? Da poter, sono 9, sì, 9? 9 appartamenti da poter dare in locazione in aiuto alle nostre famiglie. Ecco, poi ogni anno questo sarà sistematico sia per tutti gli anni a venire. Queste sono le opere principali del 2018, poi ci saranno, adesso vedremo in base sempre alla disponibilità del patto di stabilità e alle risorse che avremo, ci saranno sicuramente delle poste messe a bilancio per asfaltature, per interventi al patrimonio. Quando dico interventi al patrimonio mi riferisco non agli immobili, ma a marciapiedi, all'abbattimento di barriere architettoniche, a tutto ciò che oltre a rendere la vita difficile, perché camminare in un marciapiede magari soprattutto per gli anziani non sempre è facile, perché magari ci sono degli ostacoli, ci sono delle buche, ci sono dei pozzetti che si sono rialzati, Certo, e comunque costituiscono appunto ostacoli che a volte determinano la caduta
delle persone, non solo anziane. E quindi anche questo è una cosa che va sicuramente salvaguardata. Poi ci sono interventi previsti, quindi poste messe a bilancio per le manutenzioni delle scuole, la messa in sicurezza dal punto di vista Che mi sismico pare delle che è un scuole. altro punto debole. Sì, noi abbiamo già fatto tanto perché per le scuole abbiamo avuto la fortuna di poter fruire di un contributo da 2 milioni di euro, quindi siamo intervenuti, se non erro, adesso vado un po' a memoria, ma se non erro su 11 scuole. No. Quindi abbiamo già fatto sufficientemente gli scorsi 2 anni precedenti. È chiaro che c'è ancora tanto da fare, però insomma abbiamo messo a bilancio, quindi su ogni scuola, tanto per dircela chiara, ci sono problemi di servizi igienici che si otturano perché logicamente ormai pagano le conseguenze dell'età, quindi hanno bisogno di un rimodernamento, anche gli scarichi sono vecchiotti, magari anche corrosi oppure parzialmente ostruiti. Sì, ho Quindi, sentito dei genitori che dicevano questo. Esatto, quindi dovremmo sicuramente prendere magari un plesso o due per scolastico per anno e ovviare anche diciamo, a queste sono piccole, perché forse è molto più importante la sismicità, la sicurezza, che i nostri figli siano al Certo. sicuro, però dobbiamo anche far sì che la vivibilità sia lo stesso di alto livello. Ecco, quindi ovviare a tutte queste cose. Poi il 2019 sarà l'anno di Viale Gorizia. Viale Gorizia è quel viale che poi si può raggiungere dal retro il castello, che poi ci si raggiunge con Via dei Pascoli. Viale Gorizia è stato oggetto nell'agosto dello scorso anno, sì, del 2015, a un abbattimento di tutti i pini marittimi che c'erano lungo il Ruio, abbattimento dettato appunto dall'evento del 5 agosto, perché parzialmente alcuni si erano capotati, capotati, e abbiamo notato che c'era anche appunto la criticità di quelli che erano rimasti in piedi, perché verso l'argine che dà sul Ruio non avevano le radici, quindi erano con una stabilità precaria. Quindi noi logicamente li abbiamo tolti, non senza ricevere anche qualche critica. Logicamente quando si abbatte del verde siamo soggetti anche a critica, però la promessa era che avremo fatto il più presto possibile la realizzazione di un progetto che prevede anche marciapiedi, che prevede la piantumazione di nuove piante arboree. Quindi per mantenere la parola nel 2019 andremo a realizzare Viale Gorizia, quindi avrà il suo nuovo marciapiede e avrà quindi la messa in sicurezza dal punto della mobilità debole, e avrà anche le sue nuove piante. Altro intervento importante, oltre alle solite interventi che faremo sulle scuole, sui marciapiedi, sulle asfaltature, è la messa in sicurezza della Marras. Anche questo è un intervento che se ne è parlato per anni e anni. Cosa vuol dire messa in sicurezza? Faremo delle valutazioni. Noi abbiamo a disposizione dai 300 ai 500 mila euro da spendere. Stiamo facendo delle valutazioni, cioè non vorrei creare false attese, quindi non riusciamo a realizzare la Marras, perché premetto che il primo progetto di ristrutturazione della Marras di 7-8 anni fa prevedeva un investimento di 8 milioni di euro. Ecco, se noi aspettiamo che le nostre risorse ci permettano di raggiungere gli 8 milioni di euro di investimento, sicuramente non la realizzeremo mai. Quindi verrà ridimensionato il progetto di ristrutturazione, forse un po' meno ambizioso, che costi meno, però che ci porti all'effettiva recupero di questa importante struttura, anche perché si è sempre parlato che si deve trasferire la biblioteca, quindi è ancora valido questo discorso. Quindi con questi 300-500 mila euro l'intenzione è di fare un lavoro minimale sulla parte esistente, dove la copertura è solo poco ammalorata e quindi abbiamo pochissima infiltrazione d'acqua, ma va fatta la sua ristrutturazione, leggera ristrutturazione, in modo da impedire che ci siano infiltrazioni, perché quelle sicuramente farebbero cadere prima o poi il tetto. Invece ce n'è una parte, sono circa 200-250 metri quadrati, e tra l'altro so che lei, Carmen, è affezionata al mondo animale, forse si ricorda, è quella parte dove circa 6-7 anni fa ospitava anche l'EMPA,
l'ente nazionale protezione animali, ecco, quella parte gli è crollato il tetto, quindi dobbiamo sicuramente ripristinare la copertura, fare un'analisi dal punto di vista statico prima di fare tutto ciò, e perlomeno tenteremo di fare le opere di quel blocco, metterlo in sicurezza e realizzarlo a uno stato di grezzo avanzato, in modo che sia definitivo, attenda solo le finiture. Però perlomeno fare un intervento che non siano soldi fatti solo per tenerlo in piedi e basta, quindi soldi, io ritengo, tra virgolette, gettati via, anche se la manutenzione dei nostri beni, dei nostri immobili è fondamentale, però appunto, mi pare cosa buona e giusta il fatto cercare che di poi spenderle nel miglior modo possibile, esatto, che senza venga gettarli al vento. usufruito poi. Esatto. Ecco, poi tra il 2019 e il 2020, un'altra cosa che ritengo fondamentale sono gli investimenti, magari a stralci, in via 20 settembre. Anche via 20 settembre è una strada ammalorata, soprattutto il tratto che va, giusto adesso non indico le vie, ma mi viene meglio indicare le attività dal Canon d'Oro e arriva fino alle Due Spade, tanto i coneglianesi hanno capito perfettamente di che tratto stiamo parlando, perché sono entrambi due attività note, e che praticamente abbiamo i San Pietrini che sono talmente distanziati tra di loro, quindi che rendono difficoltoso e pericoloso anche il transito delle biciclette. È accaduto poco tempo fa che uno si sia infilato con la ruota nel connessura tra un San Pietrino e l'altro e sia caduto. Ma a parte quello, voglio dire, oltre a quello che è importantissima la sua transitabilità in sicurezza, e anche dal punto di vista del decoro, perché il degrado che si vede adesso penso che non sia sicuramente, faccia piacere né ai coneglianesi ma neanche ai turisti che transitano per la nostra città, e che fortunatamente sono sempre di più. Via 20 settembre ha bisogno di un intervento piuttosto pesante, credo. Esatto, l'intervento è pesante, tanto è vero che lo metteremo in cronoprogramma su più anni, perché potremo sicuramente procedere a stralci e quindi individuare quali siano le priorità, quindi i tratti prioritari, e poi intervenire. Ecco, questo mi permetterebbe anche di fare un piccolo commento, perché sempre più sono le segnalazioni, ma non sfalciate mai in via 20 settembre, perché se voi guardate dove c'è i ciottoli messi sulle scarpe in pendenza, a volte sono più verdi che bianchi. I ciottoli sarebbero bianchi di natura, però durante il periodo primavera-estate sono un po' più verdi, cioè nonostante lo sfalcio che venga fatto, cosa anomala che si vada a sfalciare, però va fatto, perché non si dovrebbe andare a sfalciare se il lavoro fosse eseguito a regola d'arte e fosse fatto in modo perfetto. Nonostante ciò, voglio dire, le lamentele qualche volta arrivano, e quindi poniamo fine anche a questa situazione indecorosa per la nostra città. Ecco, io ho fatto l'elenco un po' così, e poi per quanto concerne le opere pubbliche potrei fare l'ultimo richiamo, se me lo consentite, Certo sull'ecologia. Sull'ecologia, cosa dire? Ormai io mi occupo di rifiuti da 10 anni, questo è l'11° anno, quindi questo è l'11° anno, siamo al 9° anno o 10° anno che sia di porta a porta. Noi siamo stati uno dei primi comuni a dare l'avvio al porta a porta spinto, siamo un po' stati da guida anche per gli altri comuni, e quindi ho visto anche un po' l'evoluzione in 10 anni di questa tipologia di raccolta. Devo dire che la tipologia secondo me è quella di avere tutti i contenitori in casa, crea due stati d'animo. Ho notato che la periferia è molto felice, questo è dettato dal fatto che tutti hanno degli spazi per poter tenere i contenitori, perché la periferia magari c'è meno presenza di condomini, meno presenza, hanno più spazi verdi anche fuori della propria proprietà, invece forse è un po' meno apprezzato nella zona centro, perché tenersi i contenitori o nell'interrato o nel garage oppure nei terrazzini crea qualche problema. Perché? Sì. Occupano spazio, in tante situazioni quando ce li hai nei terrazzini diventa anche un problema igienico-sanitario, perché magari nel periodo estivo i vari contenitori, anche la plastica stessa oppure l'umido soprattutto, creano anche odori e forse anche qualche problema dal punto appunto sanitario. Però abbiamo sempre trattato la zona centro, la zona arancio in modo diverso
rispetto al resto della città. Cioè le raccolte soprattutto dell'umido sono raddoppiate, sono doppie rispetto al resto della città, e soprattutto il vetro, tanto per capirci, che è stato spostato da campane stradali a contenitori da 120 litri circa 7-8 mesi fa, a inizio anno. Per la zona centro invece non l'abbiamo lasciato ancora a campane. L'ha lasciato a campane perché logicamente sarebbe stato un altro contenitore in più per le famiglie e per le utenze della zona centro. Ecco, adesso io qua potrei dire che se tutti ci comportassimo bene, cosa che non avviene tuttora, perché nonostante che la gente sia iscritta a Savno, perché non è che non le paghi le bollette oppure siano degli evasori, sono iscritti ma non so cosa scatti nella loro mente, nella loro testa, o quale sia la pecca forse di mancata comunicazione o di ignoranza, che lì si sentono quasi forse sgravati da ulteriori oneri che non si capisce bene quali siano, perché tanto la bolletta la devono pagare lo stesso, e invece di conferire in modo corretto preferiscono riempirmi i cestini, riempire i fossati, oppure appoggiare i sacchetti dove ci sono le campane o i raccoglitori degli abiti della Caritas. Cioè tutti gli anfratti possibili e inimmaginabili debbono essere occupati magari da abbandono di questi rifiuti. E questo purtroppo l'amministrazione comunale non può fare nulla. No, noi combattiamo, tanto per dire, in questi giorni abbiamo chiesto aiuto anche alla protezione civile, giusto per dare un segnale, perché tanto per dire anche sul conferimento delle verde ramaglie nelle due aree di raccolta, che è un servizio che abbiamo fatto per agevolare i cittadini, perché oltre ad andare al CARD e a conferire verde ramaglie, abbiamo anche un servizio per le utenze che te lo fanno a casa per 40 euro all'anno, quindi ti vengono su prenotazione, ti vengono a prendere il contenitore che ti hanno portato con dentro le tue ramaglie e il tuo verde. Abbiamo fatto anche sull'area delle piscine e in zona Parè individuato due aree dove il mercoledì, a mercoledì alterni, quindi con frequenza quindicinale, ci sono dei compattatori che però con tanto di cartello da 3 metri per 2, il funzionamento è anche riportato da 7 anni su tutti i calendari che raggiungono i cittadini che Savno invia, dove ci sono i calendari per i conferimenti, spiegano come funziona, quindi tu devi portare il materiale solo il mercoledì quando il compattatore è presente, quindi dalle 6:30 del mattino alle 11, nonostante ciò appena se ne va il compattatore le aree mi diventano piene. Il senso civico, che dicevo prima, qua l'amministrazione non può fare nulla, perché se uno non ce l'ha, esatto. non ce l'ha. Sì, noi possiamo combattere, possiamo tentare di combattere, di fare di tutto, però voglio dire, risultati a volte ne abbiamo pochi. Devo dire che forse la sensibilità però sta crescendo anche, ma anche la rabbia forse, oltre alla sensibilità, tra quella fascia che è molto, molto ampia di utenze corrette, civili, che però incominciano anche a fare osservazioni e a segnalare chi si comporta male. Ecco, questo è un fattore molto positivo e vuol dire che c'è stata un'inversione di tendenza e probabilmente arriveremo ad avere dei risultati non prossimi, ma magari le prossime generazioni. Ma io credo già, ho notato parecchie persone che si indignano quando qualcuno è in civile, sotto tutte a 360 gradi. Quindi io credo che l'aiuto che noi cittadini possiamo dare all'amministrazione comunale è proprio questo, di essere anche noi attenti a che ognuno di noi sia civile e rispetti le regole. Certo. Questo è di fondamentale importanza. Io penso che non serva neanche aggredire le persone, basta solo chiedergli: ma come mai metti fuori il rifiuto? Perché forse magari uno non si è mai posto il problema, non so, il calendario che gli arriva a casa da Savno non lo legge, forse c'è della gente che è ancora convinta, ma di questo ne sono certo, che non conferire ad esempio mai il bidone del secco per loro sia un risparmio, invece no, perché ci sono le franchigie, ci sono dei conferimenti minimi che già hanno in bolletta, ma però bisognerebbe far sì. Noi li abbiamo tentato, anche come comune ci siamo mossi, abbiamo intercettato tutti quelli che avevano fatto praticamente conferimento zero del secco. Gli abbiamo mandato un questionario, ci sono arrivate delle risposte strane che davano proprio il senso che uno stava bluffando o stava raccontandoci delle bugie, perché probabilmente
non era ben conscio di come funzionasse il sistema, però adesso probabilmente abbiamo intenzione insieme a Savno di ripetere l'esperienza, di intercettare ancora queste utenze in modo da porgli ancora dei quesiti, di avvicinarli, di cercare di istruirli, di far capire che sicuramente abbandonare i rifiuti per strada o metterli, incastrarli dentro nei cestini, dove dovresti mettere il pacchetto di sigarette oppure la cartina delle caramelle o della brioche, o la bibita, non è il modo migliore per conferire i rifiuti. Guardi Assessore, io abito in campagna e le garantisco che lavoro a Conegliano e tutti i giorni vado a casa passando per strade in campagna. I sacchetti che si vedono buttati nei fossati, è una cosa disastrosa. Lo so. Quindi, Guarda, finché il senso civico non sarà più forte in queste persone. Sicuramente, guarda, io posso dire che ce ne rendiamo conto tutti i giorni, ma personalmente, ma anche tutti quelli che aderiscono a Conegliano Città Pulita, che anche quest'anno, posso anticipare, la faremo l'11 novembre, l'abbiamo ritardata un po' perché c'erano dei problemi anche con le associazioni che avevano altri impegni, quindi la faremo l'11 novembre, però mi viene in mente proprio lo scorso anno nell'area del lago di Pradella. Il gruppo di lavoro che c'era ha raccolto ben 7 o 8 sacchi di rifiuti abbandonati sulle scarpe lungo la strada vicino al lago. Quindi anche loro stessi sono rimasti stupiti dalla quantità di rifiuti abbandonati, però purtroppo quelle sono quelle vie dove non transita nessuno, transita pochissima gente, e di sera magari con le tenebre e il buio la gente ne approfitta per abbandonare, ma parlo anche di elettrodomestici, abbiamo trovato lavatrici, materassi, reti, un po' di tutto. E poi abbandonano anche animali, tornando al discorso di prima, visto che è una sua delega. Certamente anche l'abbandono degli animali era forse per Conegliano una piaga. Devo dire che abbiamo qui, se permetti mi prendo anche dei meriti, chiedo scusa se ti do del tu, ma visto che stamattina abbiamo fatto sufficiente amicizia. E abbiamo lavorato bene con EMPA e devo dire che soprattutto per quanto riguarda i cani, pochissimi sono i cani recuperati che non hanno il microchip, quindi quasi tutti ritrovano il loro padrone, che anzi lo sta già cercando, perché c'è molta sensibilità da parte dei nostri cittadini nei confronti degli animali, c'è molta amicizia e molta anche richiesta di spazi per questi animali, però da quel punto di vista lì mi sento sufficientemente soddisfatto e tranquillo. Nei primi anni mi ricordo che era una battaglia continua, perché tra l'altro avevamo il problema che i cani dovevamo portarli in strutture convenzionate, non sempre si trovava a posto, e poi c'erano anche costi per l'amministrazione non indifferenti, perché un cane portato al canile costa circa 3.000 euro, 3.000-3.500 euro all'anno, se ne avevi 10 erano 35.000 euro, quindi aver ovviato dando un po' di spazio, di aiuto a EMPA, che ci fa un servizio meraviglioso, una stretta collaborazione, ha portato a sé che abbiamo fatto delle campagne di sterilizzazione, di microchippatura, che logicamente cominciano a dare i suoi frutti. Io avrei, per quanto concerne le cose più importanti, avrei anche finito, visto che qua mi fanno segno che è finito anche il tempo, quindi ne approfitto per salutare tutti, ringraziare voi per l'ospitalità e l'opportunità che mi avete dato. Fa sempre piacere poter mettere a conoscenza chi ci segue di quali sono le iniziative che l'amministrazione fa e farà. E quindi penso che ritornerà ancora lei. Sicuramente a vostra chiamata io sarò vostro ospite sempre volentieri. Diciamo che quando lei ha qualcosa di nuovo, qualcosa che può aggiornare i cittadini su quello che fa l'amministrazione comunale per le sue competenze, noi ben volentieri la ospitiamo. Sa che Veneto Club Radio Conegliano hanno riservato degli spazi che ha chiamato Vita in Comune, che sono dedicati all'amministrazione comunale, quindi chiunque di voi può intervenire, dell'amministrazione può intervenire per avere il contatto diretto con i cittadini. Perfetto. Ecco. Quindi se lei ha terminato, anch'io la saluto i nostri ascoltatori
e alla prossima, diciamo Grazie. così. Grazie e buona giornata a tutti. Buongiorno a tutti. Vita in Comune, il programma che avvicina l'amministrazione comunale ai cittadini.